Rapine e aggressioni in via Piave, i carabinieri hanno portato in carcere 3 di 5 indagati e notificato il provvedimento agli altri 2. Si tratta di 4 tunisini e un portoghese. E polemica sulla situazione della sicurezza in città dopo la visita della Commissione Periferie proprio in via Piave. Secondo i parlamentari la situazione è sotto controllo, di diverso avviso PD e CGIL. All'aeroporto Marco Polo la polizia ha arrestato un cittadino straniero per possesso e fabbricazione di documenti falsi, disposta l'espulsione dal territorio nazionale. Non vendiamo i nostri aeroporti ai francesi, il consigliere regionale Gio Formaggio va all'attacco della possibile vendita di Save a un gruppo francese, fredda la Lega. In Veneto c'è un nuovo soggetto politico, nasce ufficialmente Vale, una rete di amministratori locali che attraverso un contatto diretto con i cittadini si pone come polo civico. L'Atelier Pietro Longhi festeggia i 30 anni di attività e cresce l'attesa per vedere quale sarà il costume che quest'anno lo stilista Brigi ha creato per la Maria, vincitrice del Carnevale. Anche stasera il grande calcio spagnolo della Coppa del Re, in esclusiva su Antenna 3 dopo lo spettacolare 4-4 ieri tra Barcellona e Atletico Madrid alle 21:30, l'altra semifinale Real Madrid contro Real Sociedad. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Risse e aggressioni in via Piave, scatta una maxi operazione da parte dei carabinieri, 5 gli indagati, 3 di questi sono finiti in carcere a Venezia. Si tratta di 4 tunisini e un portoghese, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Hanno agito tra Natale e i primi giorni dell'anno nuovo con rapine e aggressioni in via Piave. Dopo un'indagine fatta di servizi d'osservazione e attività tecniche, i carabinieri del Nord di Mestre hanno arrestato 4 tunisini e un portoghese, responsabili a vario titolo di rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali aggravate. 3 sono stati portati nel carcere di Santa Maria Maggiore, agli altri 2 è stato notificato il provvedimento perché uno è già in carcere a Bari, l'altro in Tunisia, dove era stato rimpatriato alcune settimane fa. Il primo episodio è avvenuto la mattina della vigilia di Natale. I criminali hanno accerchiato un cittadino gambiano nel sottopasso tra Mestre e Marghera, puntandogli un coltello e obbligandolo a consegnargli il monopattino. Poco dopo l'aggressione a un tunisino ferito con un coltello in varie parti del corpo. Il 30 dicembre 2 degli indagati invece hanno preso di mira un altro tunisino, aizzandogli contro un pitbull che gli ha morso il fianco. Poi è stato colpito a pugni e con una bottiglia di vetro alla testa per rubargli uno smartphone e un portafoglio con poco più di 200 euro. L'ultimo episodio la sera del 5 gennaio, quando uno degli indagati, sempre con un pitbull, aveva colpito alla testa con un coltello da cucina un nigeriano. Soddisfazione tra i residenti della zona, dove si è recata in sopralluogo anche la commissione parlamentare alcuni giorni fa. Le cose si vedono. Cioè loro secondo me stanno facendo un gran bel lavoro onestamente. Zona rossa è utile, anzi direi che adesso per il carnevale però se venisse continuata sarebbe perfetta, perché ha dato due grossi cambiamenti. Allora non ci sono più le figure stanziali. Ed è polemica, ancora polemica sulla sicurezza in città, in comune di Venezia dopo la visita della Commissione Periferie proprio in via Piave. Un nulla di fatto dalla Commissione parlamentare sulle periferie. Purtroppo Brugnaro, invece che utilizzare questa occasione per parlare dei problemi della città, l'ha utilizzata come palcoscenico per difendersi dalla cosiddetta inchiesta Palude. La visita a Mestre della Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie è stata un'occasione persa, secondo la segretaria del Partito Democratico Monica Sambo, per la quale, oltretutto, all'impegno delle forze dell'ordine in questi anni si sarebbero dovute affiancare un'azione politica e amministrativa forte di recupero sociale e urbano. Erano arrivate tante risorse a Venezia che potevano essere riutilizzate per riqualificare il territorio. Tantissime risorse sono state spese per il palazzetto dello sport, tanto caro al sindaco. Dopo una parentesi istituzionale in prefettura a Venezia, i parlamentari che compongono la commissione erano stati accompagnati in via Piave a Mestre. In questo momento via Piave è molto attenzionata e non c'è più tutto quel brutto che c'era tempo fa. Grazie a Carabinieri e la polizia stanno pulendo tutto.
perché la gente non può camminare qua a mezza strada, hanno paura. Secondo la CGIL di Venezia, le periferie non sono solo le zone più distanti dal centro, ma tutte quelle in cui è impossibile trovare casa, lavoro e accesso ai servizi pubblici, e in città dilaga il disagio sociale, la povertà, la precarietà e la crisi abitativa. Certamente c'è anche un grosso problema di droga, ma alla visita della Commissione parlamentare Periferie a Venezia, secondo il segretario generale Daniele Giordano, è apparsa più una passeggiata preelettorale che un momento di ascolto e di confronto con il territorio. Venezia è una città, e lo dicono i dati, sicura. Alcuni elementi vanno attenzionati, però ritorniamo avendo presente che questa è una città che ha problematiche sicuramente meno rilevanti rispetto ad altre città metropolitane. Il cauto ottimismo del presidente di commissione, il parlamentare di Forza Italia Alessandro Battilocchio, stride però con chi continua a ricordare come Mestre sia diventata una capitale italiana di spaccio e morti per overdose. Più in generale, l'intera provincia di Venezia è scesa al 96esimo posto in classifica su 107 per una mancanza di sicurezza che comprende sia reati contro la persona che contro il patrimonio. Abbiamo visto una città in questi 10 lunghi anni, una città che è peggiorata dal punto di vista della sicurezza, a fronte in realtà di promesse elettorali che promettevano una città più sicura e senza degrado. Chiediamo invece nuove azioni, sia sul versante ovviamente del presidio, ma anche sul versante sociale e quello della riqualificazione urbana. Questo è il servizio di Filippo Fois. Intanto all'aeroporto Marco Polo la polizia ha arrestato un cittadino straniero per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Nei suoi confronti è stata anche disposta l'espulsione dal territorio nazionale. L'arresto è scattato dopo che, insospettiti dal passaporto esibito dell'uomo in partenza per Vienna, gli agenti hanno svolto accertamenti più approfonditi sul documento. Dall'inizio del carnevale la polizia di frontiera aerea di Venezia ha sottoposto a controllo quasi 90.000 passeggeri. E di mafia si è parlato invece a Chioggia, protagonista Don Luigi Merola. Le mafie hanno messo radici qua, si sono radicate e noi vogliamo dire a questi insegnanti che bisogna dare gli anticorpi ai loro ragazzi a scuola. E grazie alla Chiesa, a questo vescovo coraggioso del nord, profondo nord, che chiama il sud, e il sud ha risposto. È un'occasione preziosa per sensibilizzare, per far sentire anche le problematiche che ci sono anche in questa nostra realtà, non solo al sud ma anche al nord, ormai sempre di più, per cui ci sta a cuore e sappiamo che al di là di tutto quello che si può fare l'aspetto educativo è basilare e decisivo. Don Luigi Merola rappresenta un esempio luminoso di come la fede, l'educazione e il coraggio possano fare la differenza nella lotta contro la criminalità organizzata e offrire speranza alle nuove generazioni. Sacerdote della Chiesa di Napoli e simbolo della resistenza civile contro la camorra, ha incontrato i professori di religione presso l'oratorio della Navicella a Chioggia, discutendo con loro delle sfide nella lotta alle mafie. Perché solo nelle scuole il messaggio della legalità può riuscire a trasformare le nuove generazioni, ha affermato il sacerdote che vive sotto scorta. Il pericolo incombe anche qui in Veneto. Sì, il pericolo incombe perché ci sono da anni un sacco di beni confiscati, avete anche qui sul vostro territorio. Noi ne abbiamo un po' di più, ma dobbiamo stare attenti anche al buon uso di questi beni confiscati per evitare che ritornino nelle loro mani. Don Merola ha incontrato anche gli studenti dell'Istituto Marconi di Cavarzere, ribadendo il suo impegno a strappare i ragazzi dalla criminalità e offrendo loro opportunità di riscatto sociale. Il cattivo, quando sbaglia in questo paese Italia, deve essere anche punito, però nello stesso tempo bisogna dare anche un'alternativa, perché il cambiamento va dato a tutti, nessuno è condannato a morte, anche chi sbaglia deve essere recuperato. Due mezzi pesanti e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto alle 2 della scorsa notte sul passante di Mestre in direzione Milano. Ferito il conducente del mezzo più leggero, adibito al trasporto di medicinali, è rimasto schiacciato tra i due autoarticolati all'uscita di una piazzola di sosta tra i caselli di Preganziola e Martellago Scorzè in territorio di Mogliano. L'uomo è stato preso in carico dal personale del SUEM 118 intervenuto sul posto con la polizia stradale di Mestre e i vigili del fuoco. I temi dell'attualità con il fronte aperto dal consigliere regionale Gio Formaggio che tuona: non vendiamo i nostri aeroporti ai francesi. Sullo sfondo la possibile vendita di Save a un gruppo francese. Fredda invece la Lega: temiamo più il centralismo romano, dicono dal Carroccio.
Il Veneto ai veneti e l'aeroporto di Venezia ai francesi? A innescare la polemica il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio, secondo il quale l'ipotesi di cessione di Save, società che gestisce anche gli aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, al fondo francese Ardian, rappresenterebbe un colpo durissimo per il Veneto e per l'Italia, dopo la svendita delle banche venete, il trasferimento del controllo delle multi-utility a Bologna e la perdita dei nostri poli fieristici. Formaggio chiede con urgenza che il presidente Zaia convochi il presidente di Save e venga in aula a relazionare su cosa stia succedendo alla principale infrastruttura del turismo veneto, un tempo in mano pubblica. A stretto giro risponde il presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta Alberto Villanova con toni tutt'altro che concilianti. La struttura societaria del gruppo Save, dice Villanova, è già oggi composta da numerose realtà estere con risultati che parlano da soli. Anche la libertà di scegliere cosa fare a casa propria è una declinazione del Veneto ai veneti. Villanova riserva poi una stoccata al compagno di maggioranza, dicendosi più preoccupato dal centralismo romano e da chi lo sostiene per sacrificare gli interessi dei veneti e del Veneto. Se Villanova si augura che l'uscita di Formaggio sia a titolo personale e non del suo partito, cosa che effettivamente pare essere, il consigliere di Fratelli d'Italia non molla e si dice non solo al lavoro per ottenere risposte urgenti anche da Palazzo Chigi, incluso il Golden Power, per impedire il passaggio della gestione degli aeroporti veneti sotto controllo straniero. Siamo indignati e preoccupati per l'aggressione subita ieri dalla collega Silvia Rizzotto da parte di Pasquale Aita, il noto clochard che ormai da troppo tempo minaccia e aggredisce. Sono le parole di Marco Dolfin, Giulio Centenaro, Giovanni Puppato e Roberto Bet, i 4 consiglieri regionali dell'intergruppo Lega Liga Veneta che nel 2023 erano stati aggrediti dal senzatetto. Non possiamo più permettere che rimanga libero di girare a Piazzale Roma mettendo in pericolo tutti, né attendere che accada qualcosa di veramente grave. Chiediamo misure più severe, concludono i 4 consiglieri, per risolvere definitivamente la situazione che non riguarda soltanto i politici ma tutta la comunità. La politica in Veneto, c'è un nuovo soggetto e si chiama Vale. L'area politica è quella di centrosinistra, ma la porta è aperta al dialogo per chiunque condivida gli obiettivi e gli elementi fondanti dell'associazione Vale, la Costituzione, un europeismo convinto e l'Agenda ONU 2030. Nata nel marzo 2024 sulla scia di Vela, Veneto Laboratorio Civico, Vale è un movimento che ora ha una rappresentanza politica ufficiale in Consiglio regionale. L'idea è quella appunto di rappresentare tutte quelle realtà civiche che hanno consentito di vincere alle forze democratiche in tante parti del Veneto, ma che non hanno una rappresentanza a livello regionale. Io ricordo che la mia stessa esperienza a Padova, ma l'esperienza di Vicenza, l'esperienza di Verona, hanno tutte, diciamo così, coinvolto il mondo civico in modo significativo. Non solo Consiglio regionale, ma anche comuni. La presidente dell'associazione Vale è la sindaca di Silea, Rossella Cendron. Gli amministratori locali, dice, sono i primi che possono riconquistare la fiducia dei cittadini. Ed è più importante ancora del dialogo con le forze politiche, quello di recuperare questo legame di fiducia con i cittadini. E chi può meglio farlo? Chi ha già raccolto la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni locali. Una connessione con gli amministratori locali è un modo per poter avere delle informazioni, ma anche avere delle proposte che possano essere utili in tempi brevi per risolvere problemi reali. La salute è il primo punto fondante del manifesto, con un impegno a difendere e sviluppare la sanità pubblica di prossimità. Manuel Remonato, consigliere comunale a Bassano del Grappa e portavoce di Vale. Noi siamo partiti dalle liste di comunità e quindi siamo partiti dall'essere radicati nel territorio. E il territorio ha una leadership che non è di un solo leader che mette davanti la faccia, ma di tante persone che parlano con la gente, le persone che vivono il territorio. Un dialogo aperto, un dialogo che secondo me può anche cambiare quello che è il baricentro politico di questa regione, con una leadership, mi auguro, diversa già dalle prossime elezioni regionali. E si svolgerà domani a partire dalle 10 l'assemblea aperta per discutere la riforma costituzionale e i suoi impatti sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura. Tra i partecipanti il presidente della Corte d'Appello di Venezia Citterio, la presidente del Tribunale di Sorveglianza Rata e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Bortoluzzi. Appuntamento nell'aula polifunzionale del Tribunale di Venezia. Prima gli studenti per la mancanza di finanziamento alle borse di studio, poi i lavoratori precari dell'università. In 48 ore doppia manifestazione di protesta davanti alla sede centrale di Ca' Foscari a Venezia.
ci troviamo qui sotto il rettorato di Ca' Foscari con la pioggia per protestare contro una regione che da anni non investe in diritto allo studio universitario qui in Veneto. Più forti della pioggia, gli studenti dell'Unione degli Universitari di Venezia si sono radunati sotto la sede centrale di Ca' Foscari con striscioni e cartelloni per denunciare le carenze del sistema di diritto allo studio e il mancato finanziamento delle borse per migliaia di studenti idonei non beneficiari. Quest'anno sono uscite le graduatorie del primo anno magistrale e di studenti e studentesse internazionali non provenienti dall'Unione Europea sono state assegnate solo 19 borse di studio. Questa è una situazione inaccettabile che vede una discriminazione perenne che viene perpetuata da anni. Il giorno prima, in contemporanea con la seduta del Senato accademico, in cui c'era tra l'altro la presentazione di una raccolta firme a sostegno dei precari di Ca' Foscari, era stata la volta di un presidio ribattezzato Dissennato accademico, organizzato dal collettivo Precarica che unisce tra gli altri ricercatori, dottorandi e precari. Chiediamo agli organi maggiori del nostro Ateneo di prendere una posizione chiara rispetto alle politiche universitarie del governo che prima predispongono ingenti tagli e poi porgono con mano gentile fondi già vincolati come se si trattasse di un'elargizione magnanima. Si è chiesto alla governance di Ateneo di istituire un osservatorio sulla precarietà che possa mappare con precisione la situazione attuale e delineare misure volte a tutelare la comunità universitaria nel suo complesso. C'è poi lo sport, sempre più veicolo di inclusione. La Polizia di Stato di Venezia insieme a Special Olympics Italia per diffondere un messaggio di pace e i valori universali dello sport e dell'inclusione sociale. In occasione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics a Torino dall'8 al 15 marzo, con circa 1500 atleti da 102 paesi, è stato siglato il protocollo internazionale che prevede l'organizzazione di una community run, ovvero il passaggio della torcia in tutte le regioni per sensibilizzare i cittadini. A Venezia la community run si è svolta presso la sede della Questura di Santa Chiara. Grazie davvero di cuore a chi ha corso, a tutti i volontari, fatevi un applauso perché questa mattina è stato qualcosa di unico. Contemporaneamente in ogni regione ha preso il via una corsa simbolica e condivisa di avvicinamento ai Giochi Mondiali. Io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. E non possiamo non parlare di Carnevale con l'atelier Pietro Longhi che festeggia i 30 anni di attività e cresce l'attesa per vedere quale sarà il costume della Maria vincitrice del Carnevale. Sarà un abito che comprenderà sia la sfera maschile che quella femminile e ovviamente l'elemento di Venezia è fondamentale, con tanti riferimenti sia dal punto di vista dei colori che diciamo dell'architettura riconoscibilissima veneziana, ma anche dello spirito di Casanova. Cresce la curiosità di scoprire quale sarà l'abito che lo stilista per eccellenza della Maria del Carnevale Francesco Briggi ha creato per la vincitrice di quest'anno che verrà proclamata lunedì 3 marzo. Un momento speciale per l'atelier Pietro Longhi che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera e vuole condividerli. Chi ha qualcosa da condividere con noi, un'esperienza, una poesia, una musica, può mandarcelo e noi lo pubblichiamo a mo' di ricordo, insomma, di esperienza che ognuno dei nostri clienti, amici, persone con cui abbiamo collaborato, che cosa ha provato, insomma, lavorando assieme a noi. Il lavoro di Briggi è sinergico perché spesso gli abiti cuciti da lui vengono impreziositi dai cappelli della moglie Anna. La loro infatti è una delle uniche cappellerie specializzate in prodotti storici in tutta Italia, motivo per cui anche le richieste dall'estero sono numerose. È tutto da Venezia e provincia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.